Quarta corsa, premio Piazza del Popolo, confronto per 3 anni, non vincitori di 5.000 euro in carriera, prova molto incerta. Sono in 10 dietro le ali dell'Autostart che aziona ora i lampeggianti e richiama a sé i 10 concorrenti. All'1 Giotto, Daniele Montanile, 2 Glory Pan Edoardo Baccalini, 3 Galaxy Horse Manuel Pistone, 4 Gala Wise L Salvatore Valentino, 5 Galius Mark Daniele Cuglini, 6 Gary Cooper SM Giuseppe De Filippis, 7 Gioia Trio Maurizio Cheli, 8 Gautier Black Giampaolo Minnucci, 9 Ginger Gad Carmine Piscoglio, 10 Gioia Ban Andrea Vitagliano. Autostart raccoglie i concorrenti sulla curva di sinistra, tutti perfettamente allineati, disposti a fare partenza che si pronuncia molto incerta. Autostart che accelera. Partiti. Dal largo di tutti, Gary Cooper SM cerca di scavalcare Galaxy Horse, il quale ha preso la testa. Tra i cavalli rimane Gala Wise L. Così Galaxy Horse approccia la prima curva in vantaggio, con di fuori Gala Wise L. Alla corda c'è Glory Pan, mentre galoppa Gala Wise L. 4 c'è Gala parecchio Wise L impaccio nel squalificato. gruppo. È venuto fuori un bel caos, 15-1 per i primi 200 metri di corsa, con Glory Pan che sposta, chiede strada al leader Galaxy Horse, la ottiene. Di fuori c'è Gold Nugget Mark che tiene alla corda Giotto. Poi tra i superstiti del cross sulla prima curva Gioia Ban è passata in quinta posizione. 34 per i primi 400 metri di gara, con all'avanguardia Glory Pan. La favorita ha preso la testa, conclude i 600 metri in 45,9, viene sotto alle tribune al comando. Galaxy Horse nella sua scia, di fuori rimane Galius Mark, allo steccato Giotto, poi Gioia Trio che passa quinta sulla rottura di Gioia Ban. 1 minuto e 8 decimi 10 per Gioia i Ban primi squalificato. 800 metri di gara, con all'avanguardia sempre Glory Pan, di fuori Galius Mark, in corda Galaxy Horse, chilometro passato in 1:16,5, con la battistrada che continua in avanti. Sbaglia anche Galius Mark, corsa molto particolare. Il Glory Pan così è solo in avanti, cerca di ingambarsi Gioia Trio che arriva da molto distante. La retta di là passata in 15, Glory Pan è in vantaggio, sulle curve si deve un po' gestire, ma non è inseguita nessuno perché sbaglia anche Galaxy Horse, che aveva provato a spostare, così Giotto rimane secondo. Poi Gioia Trio e Gautier Black che arrivano da distante. La retta d'arrivo per Glory Pan che è in vantaggio, è un po' stanca ma sono stanchi tutti, cerca di arrivare al largo di tutti Gautier Black. In corda c'è ancora Giotto, Gioia Trio, ma Glory Pan nel finale viene a vincere su Gautier Black. Al terzo è Gioia Trio. 31,7 gli ultimi 400 metri di corsa, un po' in apnea. 1:17,2 per la vittoria di Glory Pan ed Edoardo Baccalini, che è anche l'allenatore della portacoloriti Laura Moretti, una figlia di Varenne Olimpia Pan. Suona il giallo della giuria perché sulla prima curva è successo di tutto. Si va ovviamente a rivedere il replay. La vittoria di Glory Pan sul palo, secondo Gautier Black, mentre scorrono le immagini per il terzo posto dovrebbe esserci ancora Gioia Trio. Quindi sì, 287 i numeri, il possibile arrivo.